Eccoci dunque rientrati, un grazie naturalmente a Chris per il buon lavoro che ci ha augurato per questa prima puntata di Penalty che vi ricordo va in onda ogni domenica sera alle 19:30 in diretta, siamo in replica alle 23 e in replica anche domani mattina, lunedì, a partire dalle ore 8:30. E do subito il benvenuto al nostro primo ospite ufficiale di questa nuova edizione, mister Renato Marletta, che insomma aspettavamo da tanto tempo e adesso finalmente fa parte anche lui di questa bella famiglia di Penalty. Ciao Renato e ben trovato. Grazie Ettore, grazie a tutti e soprattutto complimenti per la trasmissione che inquadra per un attimino quello che è il calcio abbandonato. Bene, siamo contenti perché facciamo contenti tantissimi addetti ai lavori. Abbandonato ma seguito da tanta gente. È vero, è vero, è vero. Renato Marletta, doppia veste, presidente Tripla. Tripla infatti, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori per quanto riguarda la Regione Sicilia, anche dentro un calcio che è giocato, quello del San Gregorio. Sì, faccio da quest'anno il direttore generale del San Gregorio perché Carlo Blatti, il mio ex giocatore, nonché presidente attuale, era tra le sabbie mobili, ha cercato qualche amico per cercare di risollevare le sorti. Beh, non è andato male l'inizio della stagione. Di questa società che mi ha visto protagonista nell'82 quando allenavo per 5 anni in prima categoria, per cui in un mondo dilettantistico pieno di false promesse e di falsi soldi o false e poi quest'anno in maniera esagerata l'unica mosca bianca in questo momento è il San Gregorio che ha promesso quello che può mantenere, per cui abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che hanno sposato la nostra causa e cerchiamo, se ce la facciamo, di mantenere la categoria. Perfetto, parleremo della categoria di appartenenza del San Gregorio, ovvero dell'eccellenza, subito dopo però aver parlato del campionato di interregionale, la famosa Serie D, che quest'anno insomma vede ai nastri di partenza tante squadre importanti, capoluogo anche, non dico di provincia, ma con un bacino di seguito non indifferente. Non sta andando benissimo, ma neanche tanto male, perché nelle zone alte abbiamo la città di Agrigento, l'Agragas, che cercherà di salire in seconda divisione. Vediamo subito i risultati e la classifica, poi insieme al nostro Carmelo commenteremo giustamente questo girone. Parliamo del girone I del campionato di interregionale, giunto oggi alla sua 15ª giornata. Battipagliese Interreggio 1-1. A Messina, Pomigliano batte Messina 1-0. Comprensorio Montalto, Agropoli 1-1. A Piraino, Torrecuso batte Due Torri 3-2. A Licata, Savoia batte Licata 2-1. Noto Vibonese 1-1. Nuova Gioiese Cavese 0-0. A Ragusa, Orlandina batte Ragusa 4-0. A Rende, Agragas batte Rende 2-0. Il Savoia vincendo fuori casa a Licata balza in vetta in classifica per quanto riguarda questo girone I del campionato di interregionale, ma guardiamo la classifica al completo. Savoia 39 punti, Agragas 37, Nuova Gioiese 29, Cavese e Torrecuso 26, Noto Battipagliese 23, Comprensorio Montalto, Interreggio, Somigliano, Orlandina 22 punti, Agropoli 20, Due Torri 18 punti, Città di Messina 13 punti, Rende 6, Licata e Vibonese 5, chiude la classifica Ragusa con 4 punti. Sottolineiamo anche che il Città di Messina e il Rende hanno una partita in meno, Ragusa un punto di penalizzazione e Licata addirittura 2 punti di penalizzazione. Carmelo, ho detto che è un campionato un po' particolare perché non girano tanti soldi, ma l'Agragas forse vuole raggiungere questa sospirata categoria dei professionisti. Diciamo che è un campionato particolare per noi perché forse per la prima volta, forse il direttore Marletta potrà darci qualche riferimento storico in più, per la prima volta non ci sono squadre della provincia di Catania in Serie D, questa per noi sì, è una stagione un po' triste tra virgolette, ma è comunque un campionato, un girone di Serie D di buon livello tecnico che ci continua a dire che l'Agragas di Pino Rigoli continua a essere in corsa per la vittoria finale. Oggi entrambe, sia l'Agragas sia il Savoia capolista, avevano un impegno agevole, lo hanno liquidato con relativa facilità, il Savoia ha espugnato il Dino Liotta di Licata per 2-0, doppietta di Scarpa, doppietta anche per Sarani
Saraniti nell'Agregas, nella vittoria in terra silana arrende. Tra l'altro la doppietta di Saraniti accende da tanta la concorrenza in attacco dell'Agregas. Agregas, ricordiamo, lunedì scorso sono aperte le liste, si è aperto il mercato dilettantistico. L'Agregas ha fatto 2 colpi, ha preso Maurizio Nassi, attaccante che ha giocato anche in Serie B, Regina e quant'altro, ed è un giocatore che ha una grande voglia di rivincita dopo essere stato coinvolto nella vicenda scommesse, e ha preso anche Lauria, altro ex Ternana, un giocatore che ha trascorsi importanti, quindi tanta concorrenza e un Agregas, come detto, in corsa per la vittoria.